Mia mamma non c'è più, però era al Viola e non oso pensare cosa abbia passato, non oso pensare. Perché se io dovessi vedere queste persone non so come reagisco e cosa gli faccio. Ma la madre cosa le diceva? Mia mamma mi diceva che le cose non andavano, mamma mangi, no, mamma dimmi cosa c'è che non va, tu vai a casa, poi io rimango qua. Quella era la risposta maggiore, giusto? Un genitore che ti dice tu vai a casa, io rimango qua. Non andare a protestare perché io poi sono qua. Quante volte me l'ha detto? E volevo portarla via da qua. Non ho fatto in tempo. Spero che vengano, cioè, veramente puniti le persone che sono responsabili. Tutto là. Piena fiducia alla magistratura. Pienissima, totale. Totale perché d'altra parte non abbiamo altre strade, non è che possiamo, cioè le indagini e tutto quello che ci sarà, che metta alla luce tutto, che venga tutto a galla, tutto, e poi puniti. È un pezzo noi che denunciamo sta roba qua. Dal sindaco all'ASL, un po' dappertutto. Grande disgusto sicuramente, questo è ovvio. E dopo non ci sono parole. So che avevano gli operatori, posso dire, che avevano dei modi bruschi veramente con certi ospiti. Della violenza che ho letto sui giornali non mi sarei proprio mai aspettata. Però, sinceramente, la mamma non parlava e non si muoveva, però quando mi avvicinavo la mamma si rigidiva tutta e mi chiudeva gli occhi. Proprio il senso del timore aveva, qualcuno che si avvicinava aveva il senso di timore. Adesso ho rabbia verso queste persone. È da un po' che io sollecitavo che c'era qualcosa, mia suocera diceva che qualcosa non andava, oppure quando ho visto una infermiera, perché una volta ho trovato mia suocera tutta nera al collo. Allora ho chiesto lì e ha detto ma non so, aspetti che chiamo una addetta. C'era una signora straniera, adesso io non so. E ha detto, e mia suocera appena visto sta signora si è irrigidita e mi ha detto mandala via, mandala via. Purtroppo noi stiamo segnalando tutte le situazioni a rischio perché non si può intervenire quando già sono accaduti fatti del genere. Noi invitiamo fin dal periodo di restrizione del Covid, dove c'era quasi la inaccessibilità del familiare ad entrare in RSA, la necessità invece che fosse ripristinato al più presto la presenza dei familiari e la sorveglianza in qualche modo, un deterrente a questi casi. Anche solo le avvisaglie vanno segnalate.